Un luogo che è una metafora della profondità della storia, quello scelto dal Comitato Scientifico della Fondazione Benetton per la 29ª edizione del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il giardino. Il premio è dedicato quest'anno al paesaggio irlandese di Cage Fields, sulla costa settentrionale della contea di Mayo. Qui altissime scogliere proteggono l'immensa distesa di torbiere che si estende per chilometri, un luogo dalle peculiari caratteristiche geologiche che ha nascosto e preservato per millenni l'impronta lasciata da un'antica civiltà rurale. Le motivazioni al premio le presenta il direttore della Fondazione Benetton Studi Ricerche, Marco Tamaro. Perché Sadefield? Non è un sito monumentale in cui le folle accorrono per vedere il famosissimo dipinto o il famosissimo resto archeologico. Sotto questa coltre di torba ci sono i residui di agricoltura di 6.000 anni fa. Qual è il senso di un'operazione del genere? Il senso è quello di premiare, accendere una luce su un luogo che riesce a raccontare in modo attuale il senso della storia di una trasformazione. E questo è tutto visibile oggi ed è tutto integrato nel paesaggio circostante, senza che ci sia una chiusura. Quindi un senso del patrimonio diffuso in una terra dove la proprietà condivisa è ancora molto, molto importante, con delle persone che se ne occupano, avendo in mente un sistema e un'idea della tutela dei beni culturali comuni, vorrei dire, dal quale forse possiamo imparare qualcosa anche noi. Di questa antichissima società non rimase apparentemente traccia fino alla causale scoperta avvenuta negli anni 30 del Novecento, quando l'insegnante Patrick Caulfield, mentre scavava della torba per il riscaldamento di casa, cozzò contro delle pietre del sottosuolo che ne rivelavano una forma di organizzazione. 40 anni dopo, questa intuizione si trasformò in una delle più sorprendenti scoperte geologiche del secolo, grazie agli scavi del figlio archeologo. Un paesaggio, quello di Cage Fields, con un profondo valore storico, archeologico e ambientale. Luigi Latini, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Benetton Studi Ricerche. In questo luogo, Cage Fields, abbiamo trovato una relazione straordinaria tra gli abitanti, gli archeologi e anche la conduzione del paesaggio in termini di agricoltura. Ma soprattutto il senso della profondità, perché il rinvenimento di questi documenti, si tratta di un paesaggio rurale di circa 5.000 anni fa, risalente all'età della pietra. Il rinvenimento avviene in modo estremamente semplice, perché la stratificazione che è avvenuta talvolta dai 3 ai 4 metri fino a 5 di terra sopra, diciamo, questo sistema di documenti archeologici è avvenuto attraverso il formarsi della torba. La torba in realtà è un materiale vegetale, in gran parte composto d'acqua, credo più o meno si forma con un millimetro ogni anno, e alla fine congela, diciamo, questo paesaggio che poi l'uomo ha ritrovato con una semplice azione, che è la stessa azione degli archeologi. Attraverso delle sonde di metallo, come se fossero delle antenne, perforano il terreno, e poi da qui, nel momento in cui sentono il contatto della pietra, è evidente che sotto c'è qualcosa che corrisponde al lavoro di un uomo, di un nostro contadino di 5.000 anni fa. E si tratta di muretti che recingevano dei pascoli di questo periodo storico. Si capisce che questi muretti appartengono a un reticolo estremamente vasto, di molti chilometri quadrati. L'archeologo dice che se si sommano in misura lineare tutti questi muretti si arriva fino a 100 chilometri. Era un reticolo che era la legge che governava nella suddivisione non direi delle proprietà, delle parcelle entro le quali poi veniva praticata sia l'agricoltura sia la coltivazione attraverso la semina e il raccolto di cereali. Quindi è un tema che ha molti aspetti che noi interessano, soprattutto sulle questioni ambientali che poi l'Irlanda ci aiuta a discutere. La torba è anche una questione che ha a che fare con la scarsità di risorse, quindi l'uso moderato e l'esigenza di conservare questo elemento del paesaggio, che è anche una sorta di test della qualità ambientale e della conservazione delle condizioni ecologiche imprescindibili del futuro di questa parte d'Europa.
Una mostra aperta fino al 3 giugno agli Spazi Bomben di Treviso racconta questo luogo attraverso fotografie, documenti cartografici, bibliografici e audiovisivi. Ce la presenta Patrizia Boschiero, curatrice assieme a Luigi Latini della mostra I Cage Fields nei paesaggi irlandesi, un luogo di storia millenaria lungo un viaggio di ricerca. La mostra del premio Carlo Scarpa 2018 è centrata naturalmente sul luogo scelto per questo premio, che è i Cage Fields, quindi i campi della collina della sommità piatta, a cui dedichiamo la sala centrale con più di 60 immagini. La maggior parte delle fotografie sono state fatte durante il viaggio di studio della Fondazione Benetton Studi Ricerche da Andrea Rizza Goldstein, e poi ci sono molti documenti che abbiamo reperito insieme a Greta Byrne, la direttrice del sito di Cage Fields, e a Seamus Caulfield, il professore archeologo, tra i principali scopritori, scavatori e divulgatori rispetto appunto a questo luogo a cui abbiamo dato il premio Scarpa. E intorno alla componente fotografica c'è quindi una componente documentaria, cartografica, che si allarga ad altri dei luoghi del viaggio di studio che è stato fatto nella scorsa estate dal comitato scientifico della Fondazione. Nelle varie sale abbiamo disposto una serie di volumi raccolti nel corso della ricerca che sono a disposizione del visitatore per incominciare ad approfondire o comunque per curiosare, anche da questo punto di vista. E oltre a questo ci teniamo molto alla componente della documentazione filmica, delle interviste che abbiamo realizzato con la collaborazione del regista Davide Gambino e dell'operatore Gabriele Gismondi nel corso di un viaggio di studio molto intenso fatto a gennaio a Cage Fields. Un grande poeta irlandese, Seamus Heaney, premio Nobel per la letteratura, ha avuto l'occasione di visitare Cage Fields e Belderrick, di conoscere Patrick e Seamus Caulfield, e dopo questa visita a Belderrick ha scritto, dopo pochi giorni, una poesia particolarmente significativa che lo stesso professor Caulfield cita e recita molto spesso, proprio per far arrivare in modo profondo e nello stesso tempo in qualche modo anche semplice ai temi rappresentati da questo luogo. La poesia si intitola Belderg, e tra l'altro nel sito archeologico di Belderrick c'è una stela in pietra con iscritta la poesia di Seamus Heaney in gaelico irlandese.